Il neocampione olimpico Daniele Molmenti, quando era un pulcino, anzi Calimero come soprannominato all'epoca, ha costruito le sue fortune sportive bagagliando anche sul fiume Stella, nella zona di Aris in comune di Rivignano. Massimo Tonizzo, oggi assessore comunale all'ambiente, ieri apprezzato canoista, ha visto da vicino il Molmenti giovane speranza diventare affermato campione. Le sue parole. Quando Daniele ha iniziato a fare canoa, quindi quando era molto piccolo, appunto veniva chiamato Calimero, la nazionale di canoa slalom organizzava dei raduni come Nord Italia e praticamente il Canoa Club Fiume Stella di Rivignano assieme al Canoa Club Sacile, Cordenons, Verona e Padova facevamo sul Brenta dei raduni dove portavamo tutti gli atleti di queste società e praticamente insieme facevamo delle sedute di allenamento per circa 3-4 giorni e quindi Daniele Molmenti è uno di quei ragazzi insomma, che insieme agli atleti del Canoa Club Fiume Stella hanno partecipato a questi raduni e quindi anch'io ho avuto il piacere e l'onore a questo punto, posso dire, di aver accompagnato Daniele nelle sue prime pagaiate in gioventù. Secondo te lui si ricorda ancora? Ma assolutamente sì, Daniele Molmenti è stato ospite della Sagra di Aris 2 anni fa, l'ho chiamato io, tra l'altro ci sentiamo ogni tanto ed è venuto proprio lì ad Aris a fare un'intervista per le sue attività sportive. La zona dove si allenano i canoisti, no? Assolutamente, Daniele conosce benissimo il fiume Stella e molto spesso è venuto a fare anche allenamento lì ad Aris e quando organizzavamo le gare di canoa slalom lui era sempre presente perché appunto corre con il Canoa Club che insomma lo segue e segue tutte le nostre attività sportive. E allora facciamo un bel applauso a Daniele Molmenti, come diceva il grande Paolo Rosi, recupera ed è oro! Ciao Daniele!